Chiesa Nuorese ha dato il suo ultimo saluto a Don Giovanni Carta, sacerdote, parroco, insegnante, maestro di vita e giornalista, ruolo che aveva esplicato anche come direttore di Tele Sardegna. Lo ha fatto stamattina nella cattedrale di Santa Maria della Neve di Nuoro nel corso di una cerimonia funebre officiata dal vescovo Monsignor Mosè Marcia. Una liturgia concelebrata dai sacerdoti della diocesi di Nuoro, di cui fanno parte anche Don Tonino Carta, fratello di Don Giovanni, e il nipote Don Michele Pittalis. Una liturgia a cui ha presenziato anche Monsignor Pietro Meloni, vescovo emerito di Nuoro, che aveva designato Don Carta alla direzione del settimanale diocesano L'Orto Bene. Alla cerimonia hanno preso parte i parenti, ma anche tante persone che avevano conosciuto Don Carta nei suoi diversi incarichi pastorali. Nell'omelia Monsignor Marcia ha tratteggiato il percorso umano e sacerdotale di Don Carta e, riprendendo le parole di Monsignor Meloni, lo ha definito un appassionato della parola di Dio e un devoto della Madonna. Al termine della cerimonia funebre il feretro è stato trasferito a Lollai, paese natale di Don Carta, per l'ultimo saluto da parte dei compaesani. Una santa messa officiata nella chiesa in cui il sacerdote era stato battezzato nel maggio del 1934 e in cui aveva celebrato la prima messa l'11 luglio del 1960.